baba ganoush alla siciliana, bedamate. Melanzane le buchiamo cottura direttamente sulla fiamma. Via qui, mi raccomando, bucatele perché o così o fritte esplodono, si sono ben abbrustolite. Durante questa cottura hanno acquisito anche una bella affumicatura. Andiamola a appoggiare qua e la lasciamo riposare un poco. Per la realizzazione della crema di pomodori arrosto tagliamo pomodori in 4, un po' di basilico, un po' di timo, spicchio d'aglio, ce lo mettiamo rotto, sale, mettiamo un filo d'olio, 3 grammi di zucchero, una bella girata. Io metto anche una buccetta di limone. Via così. Mettetela abbastanza stretti. Forno 140-145 gradi per circa 40 minuti. A dopo. Pomodori pronti. Togliamo tutti gli odori, li mettiamo in un pimer e li frulliamo. Non ci serve altro che passarla a setaccio. Questo è il risultato finale. Le melanzane si sono riposate, adesso è il momento di togliere la buccia. Qualcuno la frullerebbe, la farebbe diventare niente. Io preferisco più che sia, come alcuni chiamano, un caviale di melanzane, in maniera tale che c'è qualcosa che disturba il palato quando si mangia. Caviale pronto, adesso va condito. Aglio, immancabile, coltello sopra, una bella spalmatina, via dentro. Un po' di sale, un paio di cucchiai d'olio. Nella ricetta tradizionale ci va anche il succo di limone, ce ne mettiamo ma molto meno. Mettiamo il pomodoro, così. Facciamo un bel solco, un bel filino d'olio. Vi ricordate la vecchia ricotta di mandorle? Eccola qua, abbondante. Abbondantissimo basilico. Sembrerà un bel piatto di pasta alla norma. Una bella cialda, palmiamo sopra.